Ho avuto problemi per i denti e dopo ho saputo per voi tramite un mio cugino che è venuto qui anche lui. Io sono rimasto, diciamo, a 25 anni senza denti per giocare a calcio, diciamo, mi è spaccato il portiere il denti, dopo ho cominciato a mettere ponti, mica ponti, e dopo mi sentivo, diciamo, ho cominciato un po' a muoversi i miei denti, quelli che avevo, e dopo, sai, per uscire ho paura che mi cadevano ponti di qua, andavo un po' indietro, diciamo, anche in famiglia si sentiva, diciamo, brutto odore dalla bocca e tutto. Mi sento bene, un'altra cosa, posso sorridere, scherzare, ridere con amici, in famiglia, con i figli, tutto, e sono contentissimo. È importantissimo per tutto, in famiglia, amici, dappertutto il sorriso. Io ho già parlato con tanti amici, anche loro c'erano anche problemi con denti, gli ho consigliato di venire sempre qui, che qui è un'altra cosa. Diciamo, sono troppo in avanti, sono contento di tutto il team, di tutto, diciamo. Consigli glieli do sicuro di venire qui, poi dopo se loro accettano